Tanti di voi mi hanno chiesto di fare un video sulla cuccia dolce di Santa Lucia. Nel 1600 due gravi carestie affliggevano la città di Palermo e la città di Siracusa. È così che nasce la tradizione di preparare la cuccia di Santa Lucia ogni 13 dicembre. All'inizio diffusa nella sua versione salata, col tempo arricchita per una versione dolce con crema di ricotta, gocce di cioccolato e frutta candita. Oggi vediamo proprio come si prepara la versione dolce della cuccia. Vediamo intanto gli ingredienti. 300 g di grano tenero, 1 kg di ricotta di pecora, 250 g di zucchero, 100 g di gocce di cioccolato, cannella a piacere e frutta candita. Questa ricetta va pensata e preparata con un po' di anticipo, perché il grano tenero in chicchi ha bisogno di stare in ammollo almeno 2 o 3 giorni. Lo metto quindi in una ciotola e copro con acqua a temperatura ambiente. Lo lascio così 24 ore, dopodiché lo scolo, lo sciacquo e lo rimetto in ammollo con altra acqua per ancora 24 ore o anche più. Ovviamente questo è un passaggio che ho già effettuato, quindi ecco il mio grano pronto per essere bollito. Quindi ancora una volta lo scolo, lo sciacquo, lo metto in una pentola e copro con acqua. Porto a bollore e cuocio per almeno un'ora o anche più, dipende poi dalla consistenza che si vuole ottenere. Non so se avete mai cotto il grano, ma quando viene bollito sprigiona già un profumo buonissimo. Una volta cotto va scolato e lasciato raffreddare del tutto. Come dicevo prima, in questa cuccia il grano viene arricchito da ricotta, ma anche alla ricotta dobbiamo pensare almeno un giorno prima. Sapete che la ricotta fresca appena acquistata è ricca di siero, ecco perché va messa in un colapasta e lasciata scolare per almeno una notte, riponendola in frigorifero. Il giorno dopo la ricotta ben asciutta può essere trasferita in una ciotola dove aggiungeremo anche lo zucchero. Mescoliamo in maniera grossolana e rimettiamo in frigorifero per qualche ora oppure nuovamente per tutta la notte. In questo modo lo zucchero viene ben assorbito dalla ricotta e trascorso questo tempo sarà perfetta per essere lavorata. Come? La prima cosa importante è setacciarla per ottenere una crema perfettamente liscia e setosa. Possiamo aiutarci con un setaccio a maglia stretta e quindi con un po' di pazienza andiamo a passare e ripassare la ricotta fino ad ottenere questa crema liscissima. Alla ricotta lavorata e zuccherata possiamo aggiungere adesso il grano. Mescoliamo bene e possiamo renderla finalmente ancora più golosa con le gocce di cioccolato. Se amate i canditi potete aggiungerli in questo momento, magari tagliati in piccoli dadini. Io preferisco utilizzarli solo per la decorazione finale. Quindi preparo delle scorze di arancia candita, le taglio a listarelle e poi delle ciliegie candite che taglio semplicemente a metà. Ecco che posso completare la mia cuccia dolce di Santa Lucia, dividendola in coppette o piattini monoporzione. Lascio cadere in superficie ancora qualche goccia di cioccolato, una spolverata di cannella, le scorzette di arancia e le ciliegie candite. Ecco pronta la cuccia dolce di Santa Lucia. E adesso sì, possiamo festeggiare Santa Lucia. Buon onomastico a chi porta questo nome. Fatemi sapere se preparate anche voi questo dolce o qual è la tradizione tipica della vostra città. Un abbraccio da Valentina.